Se c'è una certezza è che prima o poi forti precipitazioni e piene dei fiumi arriveranno. Anche una direttiva europea lo specifica chiaramente: ogni opera che si realizzi può fallire e quindi ci si deve preparare a convivere con piogge piene, ma non per questo provare a limitare i danni. E per fare questo entrerà in campo un vero esercito di gente comune, abitanti del territorio. L'osservatorio dei cittadini sulle piene diventerà in Veneto realtà entro un anno, ma già dal prossimo ottobre, attraverso una app, chi sarà coinvolto in questa azione di sentinella del territorio avrà modo di capire cosa voglia dire la formazione sul tema. Adeguatamente formati vuol dire che è un'app, non ci si può improvvisare, è necessario sapere alcune cose. Faccio un esempio banalissimo: dare l'informazione che il livello di un fiume è X è fondamentale che sia dato in tempo reale, perché se viene ritardato anche di un quarto d'ora quell'informazione è del tutto inadeguata, sbagliata e può falsare poi le decisioni che vengono prese. Quindi è necessario che il cittadino sia formato, sappia quali sono le variabili da considerare, come vanno date le informazioni, e dopodiché diventa un presidio territoriale assolutamente fondamentale per migliorare la gestione delle fasi emergenziali e pre-emergenziali. Il Veneto ha attualmente completato circa un terzo del piano da oltre 3 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio, che dove è stato applicato ha già fornito ottime risposte dal punto di vista della prevenzione. Il primo bacino idrico invece coinvolto nell'osservatorio dei cittadini sulle piene sarà quello del Brenta Bacchiglione, ovvero 250 scuole primarie e secondarie, decine di enti, 100 comuni e circa 1,5 milioni di residenti, fra i quali i pescari, chi potrà trovarsi a monitorare le situazioni di rischio per rendere un servizio e sostanzialmente salvare dal peggio la popolazione. Dopo Brenta e Bacchiglione sarà Lemene, e poi come saranno gli interventi? Attualmente il Lemene che è interregionale è in fase di elaborazione, il Vipacco che è internazionale è in fase di elaborazione, poi ci sarà il tagliamento e spero presto che abbiamo anche il Piave e il Livenza, e quindi andremo a completare successivamente, spero di chiudere anche con l'Adige, e andremo a completare tutto l'arco, diciamo, che va appunto dei 40.000 km² che siamo chiamati a gestire.